Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti nello studio di TV7 Match. Una puntata come sempre articolata, organizzata in più tematiche che affronteremo nel corso appunto di questa puntata, Ermanno, e apriamo questa sera tornando a parlare del problema delle carceri, le carceri italiane. Abbiamo avuto modo di dedicare altre puntate per parlare del sovraffollamento, del problema del fenomeno dei suicidi sia tra i detenuti che anche tra chi opera all'interno delle carceri. Una situazione che da molte parti si definisce esplosiva. Certamente, sono situazioni che durano perlomeno dagli anni 50, cioè dal dopoguerra, perché naturalmente anche prima della guerra il problema carcerario è sempre stato un problema che l'Italia non ha mai risolto. Dopo la guerra, naturalmente, con un regime, una repubblica e un sistema democratico, si pensava che era il momento di sistemare la questione delle carceri. È giusto privare della libertà un delinquente, ma non è giusto torturarlo. E di conseguenza bisogna che questi governi, i passati e gli attuali, ma parliamo dei governi ancora della Democrazia Cristiana, quando Presidente della Repubblica poteva essere Leone piuttosto che molti altri personaggi che hanno fatto la storia, però non si è mai risolto il problema. E allora viene a domandare a chi giova. In questo momento, se dobbiamo fare un elenco così a volo d'uccello, non giova il carcerato, perché noi stiamo torturando delle persone che sono state condannate, ma per essere private della libertà e perché queste persone vengano poi recuperate. Non giova naturalmente alle persone che sono addette al controllo e alla gestione di questo sistema, non giova allo Stato, perché lo Stato è ai cittadini, perché i cittadini non trovano nessun giovamento quando un carcerato esce, è o un disperato o più delinquente di prima. Se poi andiamo a vedere effettivamente quando e quali sono i benefici, per esempio, di una carcerazione che spesso viene, per esempio, trascurata o rimandata, allora la certezza della pena non c'è più. E la certezza della pena è fondamentale per far capire che il sistema di giustizia funziona. Questi sono tutti argomenti che si sommano tra loro, ma ne affronteremo ben altri. E con noi abbiamo tre importanti ospiti che ci racconteranno come uscire da questo labirinto che ormai da circa 70 anni l'Italia è immersa, quantomeno durante la Prima Repubblica. Adesso qualcuno parla, ci sono dei fatti che sono cruenti, terribili, suicidi, omicidi, non è possibile andare avanti in questa maniera. Allora parliamo non dalla parte dei carcerati, parliamo dalla parte dei cittadini, che hanno diritto che l'Italia non sia ridotta in questa maniera, ma hanno diritto anche che i carcerati quando escono non delinquano più, perché hanno imparato, sono stati perlomeno in parte recuperati e soprattutto gli viene data la possibilità di inserimento nella società. Questi sono i percorsi che altri paesi stanno facendo, che sono percorsi già collaudati, con risultati certi, di conseguenza dobbiamo solo copiare e fare e basta. Poi nasce anche il dubbio, perché a dubitare c'è sempre tempo, a cui prodeste questa situazione? Allora riteniamo che ci sia anche un magna magna dietro alle carceri, perché il costo dei carcerati italiani supera di gran lunga quelli, per esempio, in Germania piuttosto che in Francia e in altri paesi. Di conseguenza, la Spagna è già un'economia più debole,
ma che la Germania, che è un'economia doppia della nostra, gli stipendi in Germania sono il doppio dei nostri, e che abbiano invece carcerati che costano meno per mantenerli, vuol dire che qualcosa qui non sta funzionando, esattamente come gli ospedali. Dobbiamo cambiare gestione e con noi abbiamo 3 ospiti importanti. Certo, certo. Allora li presento per voi che siete a casa. Stasera abbiamo 3 voci appunto di persone che con il carcere hanno a che fare quotidianamente. Ringrazio per essere in studio con noi il professor Giuseppe Mosconi. Buonasera professor Mosconi. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. È presidente dell'Associazione Antigone del Veneto ed è stato docente di sociologia del diritto all'Università di Padova. Ringrazio in collegamento l'avvocato Gabriele Terranova. Buonasera avvocato. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Ecco, l'avvocato Terranova che ha fatto parte dell'osservatorio carceri dell'Unione Camere Penali, e ringrazio per essere qui in studio con noi Giovanni Vona. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, grazie di essere qui, che è segretario del SAPPE del Veneto, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ecco, Ermanno, quando si parla di sovraffollamento poi c'è subito chi avanza come dire, l'idea di dire beh, svuotiamo le carceri, facciamo un indulto. Facendo un passo indietro abbiamo il periodo in cui l'Italia ha tirato fuori miliardi di lire, allora i miliardi erano pesanti, non sono gli euro di oggi, per costruire nuove carceri. La maggior parte di queste carceri sono state parzialmente costruite e poi abbandonate, quindi praticamente inutilizzate. Una delle carceri invece che è stata costruita a quell'epoca, che è il carcere di Padova, che è stato i 2 palazzi, che è stato un carcere per l'epoca modello, ma chiaramente il tempo passa e anche quello va aggiornato. Abbiamo una situazione che è intricata, anche perché con l'aumento dell'immigrazione aumenta naturalmente la delinquenza, perché una buona parte di questi migranti che non hanno nessuna intenzione di andare a spacciare sono costretti a farlo per sopravvivenza, e qui nasce un meccanismo continuo di carcerazione. Non solo, ma abbiamo per esempio 2.900 rumeni che sono nelle nostre carceri, che possono essere tranquillamente mandati a casa loro, pagando una cifra anche per il rimborso che sicuramente è quantomeno 1/3 di quello che costa a noi tenere un carcerato in carcere. Lì costerebbero 50 euro contro i 150 che paghiamo noi per mantenerlo, e ci guadagneremo perfino, e ci guadagnerebbe anche il governo rumeno. Dico un nome a caso, ma per esempio invece di fare un campo di concentramento in Albania avremmo tranquillamente potuto fare un carcere speciale e mandare gli albanesi, che sono diciamo, gli spacciatori più frequenti che troviamo per le strade, che a casa loro, e di conseguenza avrebbero pagato la pena. Allora lascio a Giuseppe Mosconi una breve incipit su questa problematica. Prego. Ma guardi, lei ha toccato già diversi aspetti di cruciale rilevanza. Sull'ultima sua affermazione, per cui aumentando l'immigrazione aumenta la criminalità, diciamo che i dati non portano a confermare questa lettura, che è piuttosto diffusa della problematica, ma anzi ci orientano quantomeno alla necessità di un approfondimento molto serio su questo fenomeno. Metto in rilievo una cosa: noi abbiamo circa 1/3 dei detenuti di origine straniera, quando sul piano della presenza nella composizione della popolazione in Italia sono di poco inferiori al 10%. Abbiamo un aumento, cioè una percentuale ancora maggiore per quanto riguarda gli arresti, cioè abbiamo il 43% diciamo degli arresti, però poi troviamo una presenza in carcere appunto inferiore rispetto a questa percentuale, e soprattutto troviamo condanne
e uscite dal carcere da un lato meno gravi e dall'altro più ravvicinate rispetto al momento dell'arresto. Allora, se mettiamo a confronto questi dati, necessitano di essere interpretati con una visione, diciamo, più articolata e problematica del fenomeno. Cioè, se noi abbiamo da un lato una sovrarappresentazione di immigrati detenuti e dall'altro abbiamo invece una fuoriuscita più rapida, tutto sommato, per condanne più leggere per quanto riguarda gli immigrati, e soprattutto consideriamo anche un altro dato, cioè che abbiamo su 100.000 presenze abbiamo 90 italiani arrestati e 350 immigrati arrestati. Allora c'è qualcosa che non funziona, cioè da un lato noi vediamo che c'è una tendenza alla sorveglianza di quest'area di popolazione più consistente, più pressante per quanto riguarda gli immigrati, ma poi vediamo che c'è un riscontro, diciamo, della gravità, chiamiamola pure delinquenziale, dei comportamenti di queste persone che si configura come sostanzialmente meno grave rispetto alla popolazione italiana. O meglio, se guardiamo, io avevo già esposto questi dati un po' di mesi fa in questa sede, se guardiamo i principali reati confrontati per composizione della provenienza degli autori, e che sono contro il patrimonio, contro la persona, per sostanze stupefacenti, per insomma tutte le problematiche connesse a questo, noi vediamo, contrariamente a quello che si può pensare, esattamente in carcere la stessa proporzione per tipo di reato che riscontriamo nella composizione della popolazione reclusa. Che cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente la consistenza di questa presenza in carcere è condizionata essenzialmente da come si compone la popolazione reclusa, cioè praticamente c'è la stessa proporzione tra italiani e stranieri, il che ci fa dire, anche per i reati relativi allo spaccio di sostanze, che i comportamenti sono molto simili. Sì. I comportamenti sono molto simili, cioè non è che gli stranieri delinquono di più, ma delinquono tanto quanto gli italiani. Non solo, ma poi vediamo che se sono più presenti in carcere, però escono più rapidamente, più facilmente, perché ad onta di quanto possiamo pensare le condanne sono più leggere. Allora, il problema come sociologi noi ci concentriamo. Un attimo. Ho finito, però volevo concludere. Ci concentriamo sulle modalità del controllo delle aree della popolazione. Quindi, rispetto ai dati che citavo prima, viene da pensare che le aree straniere siano sottoposte a un controllo più stringente da parte delle forze dell'ordine, e tuttavia, nonostante questo, non troviamo un sovradimensionamento, almeno entro certi termini, del comportamento illegale degli stranieri rispetto agli italiani. Sì, allora, questa è una prima osservazione, poi se ne possono fare diverse altre, ovviamente. Sì, grazie, però la brevità, purtroppo la televisione ha dei ritmi che bisogna rispettare, se no non ce la facciamo stare nei tempi prestabiliti. Capisco che il problema è enorme, quindi grazie comunque dell'intervento. Avvocato Terranova, a lei un breve incipit, per cortesia, su questa situazione che si sta creando in Italia, sempre più drammatica, sulla carcerazione e sul trattamento dei carcerati all'interno delle nostre carceri. Prego. Ma dunque, la materia è sconfinata. Comincerei con il dire, visto che abbiamo parlato dei miliardi investiti per costruire carceri, che non è mai stata e non sarà mai la soluzione, perché l'esperienza ci dimostra, anche guardando a altri paesi dove hanno già percorso
magari la linea della costruzione di nuovi carceri, magari anche dell'appalto ai privati per poter aumentare la possibilità di rinchiudere le persone, eccetera eccetera, che più aumentano i posti e più aumenta la domanda che la società rivolge rispetto alla restrizione della libertà personale. Non sono mai sufficienti. Poi banalmente, più di recente, qui in Italia abbiamo constatato che siccome abbiamo un incremento medio di circa 4-5 mila, diciamo anche 4.000 unità di detenuti all'anno, 4.000 detenuti vuol dire una decina di carceri di media dimensione. Quindi noi dovremmo costruire circa 10 carceri all'anno per permetterci di fare ricorso alla detenzione come strumento di controllo sociale come in questo momento vorremmo farlo. Ovviamente è impossibile, anche se noi moltiplicassimo per 1000 la nostra capacità di costruire nuovi carceri. E allora evidentemente dobbiamo immaginare delle altre forme di controllo, anche perché è di immediata evidenza per tutti noi che la risposta non può essere la stessa sia per chi fa la rapina in banca e per chi ruba una salsiccia al supermercato, oppure per chi fa una truffa online e chi fa, non lo so, una violenza sessuale. Ciascuna persona ha bisogno di una risposta diversa, sia per contenere il pericolo che quella persona possa arrecare ulteriore danno quando ha commesso un errore alla società, sia per aiutarla a reintegrarsi nella società e quindi a tornare a farne parte, senza appunto esserne definitivamente esclusa e senza arrecare più danni. Grazie. E allora, se dobbiamo avere un armamentario o uno strumentario differenziato, dobbiamo cominciare a renderci conto che il carcere è una parte, al massimo una parte, ed è una parte che, diciamo, ormai la scienza penalistica e anche le convenzioni internazionali, gli atti di indirizzo internazionali di vari soggetti individuano come extrema ratio, che va adottata soltanto in casi estremi. Ora, a fronte di 62.000 detenuti che noi abbiamo, io personalmente penso che i casi estremi dovrebbero essere molto inferiori. Certamente, però naturalmente bisogna programmare un percorso diverso per recuperare, perché l'importante non è solo condannare, bisogna recuperare anche queste persone che hanno sbagliato e quindi reinserirle nella società, se no siamo punto a capo. Giovanni Vora, per cortesia, lei ha un'esperienza diretta, mi pare, e quindi ci può raccontare dal vivo che cosa sta succedendo. Vorrei subito collegare una parte del suo intervento introduttivo dell'argomento, quando appunto citava la Germania, perché la Germania non ha questo problema. Ovviamente sì, perché è un paese economicamente più agiato dell'Italia, più forte dell'Italia, ma per quanto riguarda la gestione degli istituti penitenziari ha una filosofia completamente diversa rispetto a quella italiana. Quindi se, come diceva lei, basterebbe copiare, se noi in questa situazione copiassimo quello che fa la Germania, laddove io credo che non è una questione economica, perché in questo aspetto la Germania non fa altro che avere degli istituti penitenziari autosufficienti. Cosa significa? Da un punto di vista di gestione economica. Sì. Significa che il lavoro innanzitutto è obbligatorio, tutti devono lavorare, tutti devono rendersi partecipi alla vita del carcere per il fabbisogno del carcere, e quindi avere un impatto economico al bilancio dello Stato quasi zero. Per cui se noi copiassimo questo sistema, molto probabilmente avremmo risolto il problema, perché con un costo zero per il bilancio dello Stato io credo che ogni anno potremmo fare diversi carceri nuovi, cioè sufficienti ad accogliere persone che poi si rendono come dire, autori di mantenere le spese del carcere. Certo. In Germania lavorano tutti, però dove sta la differenza? La differenza è che in Germania lo stipendio, cioè
la remunerazione del soggetto privato della libertà per scelte sue o perché è sfortunato nella vita, viene al netto di tutte le spese del carcere. Quindi istituti dove si hanno opportunità di lavoro da panificio, per esempio, perché ovviamente quello è un alimento necessario e quindi se lo producono. Sì. Il mobilio, fanno i mobili. O insomma tutto quello che interessa la gestione dell'istituto. È fondamentale che sia l'istituto, cioè quel mondo, a produrlo. Certo. E forza lavoro ce l'hanno, perché comunque ovviamente stiamo parlando di lavori forzati, stiamo parlando di lavori con la formazione necessaria, con tutti quelli che sono le misure di sicurezza, tutto quello che sono i diritti di un lavoratore, ma la remunerazione che arriva a loro è al netto di tutte le spese di mantenimento. Il lavoro serve in Italia le spese di mantenimento le persone. Sono forse 150 euro di spese di mantenimento, 100 euro. credo nell'anno o al mese, meno. al mese, più o meno, mediamente al mese. Cioè uno che ha la possibilità di lavorare, che ha un lavoro serio, tra virgolette, percepisce uno stipendio medio collegato a quel tipo di lavoro, paga, quindi prendiamo mediamente 1.500 e 1.800, andrà a pagare come spese di mantenimento 150 euro. Ditemi voi se è un sistema che può reggere. Sì, ma a chi giova? Certamente non chi gestisce il patrimonio, i miliardi che vengono spesi in Italia per sostenere le carceri. Questa risoluzione è perfetta, peraltro fatto da un paese dove le cose si dicono e si fanno. Invece in Italia si dice e si fa il contrario. Ma adesso partiamo col primo contributo: carceri, vittime, detenuti e agenti. Le carceri italiane sono progettate per accogliere un massimo di 51.000 persone, ma il rapporto Antigone ci dice che a marzo 2024 dietro le sbarre in Italia c'erano oltre 61.000 carcerati. La situazione degli agenti penitenziari è invece opposta, manca il 16% degli agenti che servirebbero per garantire la sicurezza all'interno dei penitenziari, ma con un numero ovviamente di reclusi adeguato alle strutture. La situazione è quindi doppiamente critica. Nel carcere di Rieti il rapporto agenti-detenuti è di 3,9, vale a dire quasi 4 detenuti per ogni guardia. È una situazione paradossale se pensiamo che nei CPR in Albania sono stati assunti 45 agenti di polizia penitenziaria per un carcere che dovrebbe arrivare ad ospitare non più di 20 detenuti. Una situazione diametralmente opposta, quindi. Le soluzioni al problema del sovraffollamento? In questi casi c'è chi propone di ricorrere all'indulto, che porta a una riduzione, alla commutazione o all'estinzione della pena per persone condannate, senza però annullare la condanna stessa. Ma questo porterebbe a un alleggerimento dell'affollamento. Alcuni paesi nel passato hanno anche pensato di stringere accordi per la detenzione extraterritoriale, cioè trasferendo i propri carcerati in prigioni di altri paesi. Nel 2010 i Paesi Bassi hanno trasferito centinaia di detenuti nelle carceri della Danimarca, lo ha fatto anche la Norvegia nel 2015 per alcuni anni, proprio per problemi di sovraffollamento. Una soluzione molto criticata che cammina al limite della violazione dei diritti umani. Inoltre le carceri non sono tutte uguali, in alcuni paesi possono non rispettare gli standard internazionali per il trattamento dei detenuti, nascondendo maltrattamenti, torture o condizioni di vita inadeguate, standard che spesso non sono rispettati nemmeno nelle nostre carceri. Il rapporto del Consiglio d'Europa, pubblicato lo scorso 22 ottobre, ha denunciato molte discriminazioni razziali da parte della polizia penitenziaria italiana. Non sono da sottovalutare poi gli episodi di autolesionismo che si verificano sempre più frequentemente.
Nei primi 3 mesi del 2023 ci sono stati circa 3.000 casi tra i reclusi, mentre nel primo trimestre di quest'anno ci sono stati circa 100 episodi in più. Non va dimenticato poi il dramma dei tanti detenuti che decidono di farla finita. Sono 75 i suicidi avvenuti da inizio dell'anno nelle carceri italiane. L'ultimo è avvenuto al San Vittore di Milano lo scorso 11 ottobre. I morti però non si fermano ai detenuti, anche i poliziotti che vivono quotidianamente la tragica atmosfera del carcere sono vittime di un sistema che non funziona. Tra la tensione costante, i turni massacranti e le frequenti aggressioni sono 7 gli agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita solo quest'anno. Sono dati che rendono evidente come la dimensione fisica, corporale e mentale all'interno delle case di reclusione siano ancora un aspetto prevalente, che trasformano le celle in luoghi in cui la speranza per una seconda possibilità di vita sparisce, piuttosto che rappresentare un'occasione per rinascere. Giovanni Bona vuole raccontarci un attimo questa interpretazione che abbiamo dato in questo contributo, però lei mi diceva prima della trasmissione che in realtà le percentuali sono molto diverse, cioè noi parliamo di diciamo 4 detenuti per un carceriere, in realtà lei mi ha dato dei numeri totalmente diversi. Prego. Perché se la media viene fatta, come dire, classico esempio, li dividono a 2, si dividono un pollo, ne mangiano metà a testa, ma se se lo mangia tutto uno, comunque la media è sempre quella. Ecco, diciamo che i numeri sono completamente diversi perché comunque la media viene fatta su tutto il personale, ma non tutto il personale poi di fatto lavora all'interno del reparto detentivo, della sezione detentiva. Dobbiamo togliere tutti quegli agenti che comunque garantiscono, sì, è pur vero che il loro lavoro contribuisce al mantenimento della sicurezza, ma che sono dei servizi satellitari, quindi non hanno niente a che vedere con il reparto detentivo. Nel reparto detentivo la proporzione è di 1 a 40, 1 a 50 nelle 24 ore, cioè dire ogni turno. Il turno di servizio solitamente va dalle 6 normalmente per legge, ma ormai sono come dire, solo sulla carta, questo viene riscontrato. I turni ormai sono da 8 a 9 a 12 ore, cioè si fa 12 ore, doppio turno, nel momento in cui alcuni succedono, al verificarsi di alcuni eventi, ci sono persone che il giorno dopo non possono venire a lavorare perché appunto vittime di aggressione o fatti simili, nel momento in cui ultimamente questi episodi, questi eventi sono in aumento in modo preoccupante. I numeri sono quelli, noi abbiamo una carenza d'organico che parliamo del Veneto, su 2.600 agenti previsti ne mancano almeno 300. Ora la proporzione di 2.000 arrotondiamo a 2.700, dovrebbe essere 2.664 precisamente, su un carico di lavoro determinato da un numero di detenuti a capienza naturale. Sì. Cioè parliamo di Padova per fare un esempio, la capienza naturale è di 440 presenti detenuti, oggi siamo a 560, quindi con una percentuale che rispetto agli spazi che hanno a disposizione supera il 100%. Quindi è evidente che bisogna fare il calcolo non sulla capienza naturale, che non è più non è reale, non è più, certo, ma su quella reale, cioè su quella quotidiana, quindi il gap è enorme. Certo. Quindi ecco perché poi c'è in una sezione detentiva c'è un agente ogni 40-45 detenuti. Certo. È chiaro che veniamo poi storicamente da
come dire, soluzioni quale il regime di vigilanza dinamica. Noi per combattere il sovraffollamento di qualche anno fa, 2010 per esempio, ci si inventò il regime di vigilanza dinamica o regime aperto, cioè dire detenuti liberi di sciamare all'interno della sezione detentiva con un solo agente che li controlli, quindi senza fare assolutamente nulla, perché da un punto di vista di offerta trattamentale è pari al 10% forse, cioè su 500 detenuti forse ne lavoreranno in modo serio 50, non quei lavoretti tanto per impegnare e che non servono assolutamente a nulla. Quindi questo è noi abbiamo una carenza spaventosa. Ci vuole una carcere che abbia il lavoro organizzato, deve avere un lavoro, e soprattutto che vengano istruiti al lavoro, e quindi coinvolti anche psicologicamente in un impegno che potrebbe poi anche essere positivo. Per esperienza posso dire che lavorerebbero anche gratis, pur di essere impegnati, pur di non rimanere davanti a se stessi o davanti a quelle che sono le loro problematiche, che magari da un punto di vista, come dire, psicologico porta a un maggior isolamento, un maggior come dire, depressione. Sì, esattamente, ecco perché poi aumentano i suicidi. I suicidi più delle volte appunto sono causati dal fatto di sentirsi abbandonati dal sistema, ma di soprattutto non c'è un'attività corporale che possa coinvolgerli e anche, diciamo, stressarli, perché questo, l'essere fermi all'interno di un carcere è una sorta di strada verso la follia. Terranova, a lei un commento sulla necessità di recupero di questi condannati, questi detenuti che hanno compiuto delle pene, quindi giustamente sono stati carcerati, però sono stati carcerati alla detenzione, non alla tortura. Prego. Ma intanto non posso esimermi dal dire che io non sono favorevolissimo ai concetti di lavoro obbligatorio, anzi sono contrario, lavoro obbligatorio o lavoro gratuito. Il lavoro è una misura della dignità della persona se è lavoro. Se diventa qualcos'altro si creano tutta una serie di problematiche che ora forse è troppo complicato affrontare in questa sede, ma che spostano molto l'ambito della riflessione. Non c'è bisogno poi di approfondirlo più di tanto, perché comunque sono d'accordo con Vona che comunque oggi c'è un'offerta che è largamente insufficiente rispetto alla domanda, e che se ci fosse una offerta, io direi anche trattamentale in generale, perché poi ci sono delle persone che magari per motivi di salute, per motivi culturali, per motivi di patologie non sono neanche idonee al lavoro e purtroppo rappresentano anche, secondo me, una fascia abbastanza estesa della popolazione detenuta, però l'offerta culturale, l'offerta di partecipazione variamente configurata, che può essere lo sport, può essere il corso di lingua, può essere il corso di pittura, può essere il teatro, come può essere il lavoro, è un modo essenziale per riempire di contenuti la detenzione. Questo mi consente di fare un collegamento con un non detto importante che c'era nel servizio di prima, cioè intanto io posso immaginare di appaltare i detenuti a un altro paese, in quanto io vedo nel detenuto non una persona rispetto alla quale occorre fare un investimento di crescita per risolvere un problema, ma un pacco da depositare da qualche parte. Cioè, mi spiego meglio, se io ho un detenuto quando commette il reato lo rinchiudo in una stanza, è condannato a 1 anno, 2 anni, 10 anni, accendo la sveglia, quando scade il tempo riapro la porta, gli restituisco i 10 euro che aveva in tasca e il telefonino, gli dico grazie, arrivederci, sicuramente quel detenuto, nella migliore delle ipotesi,
uscirà uguale a come è entrato, se non peggiore. Ecco perché la pena non deve essere fissa e non deve essere rigida, deve essere un qualche cosa che accompagna la persona in un percorso, e quindi non può essere neanche un qualche cosa che si esplica in un contesto lontano da dove la persona vive. La persona deve continuare ad avere delle relazioni con la sua famiglia, magari deve essere aiutato a ricostruire delle relazioni sane con la famiglia quando le relazioni sono relazioni problematiche, oppure deve essere aiutato a ricostruire delle relazioni che sono state ferite da esperienze negative di dipendenza o comunque anche solo di devianza, che magari hanno portato sofferente al nucleo familiare. Deve essere aiutata a rientrare nel mondo del lavoro, deve essere aiutata a far parte della collettività. Quindi il carcere non è una nuvola che si può costruire lontano da dove noi viviamo, è un pezzo della nostra società dove una parte di noi segue un certo percorso, così come chi è malato entra in ospedale, sta in ospedale per un certo periodo. Chi ha commesso un reato, ammesso che noi si ritenga che rispetto a quel reato è il carcere la risposta giusta, va nel carcere per un certo periodo e farà magari a un certo punto un day hospital, per cui comincerà ad uscire e rientrare perché non avrà più bisogno di starci tutto il giorno, fino a che magari poi sarà seguito a domicilio da un medico che continua a curarlo e ad assisterlo. Noi dobbiamo pensare a un percorso che sia gestito in questo modo, se vogliamo una sanzione penale e non un carcere, che sia rispondente all'esigenza di accompagnare le persone in un percorso di reinserimento sociale, che, come abbiamo detto fin dall'inizio, ma giova ribadirlo, non serve solo alle persone che lo subiscono quel trattamento, ma serve alla collettività, perché restituisce delle persone integrate che probabilmente in una percentuale molto più ridotta torneranno a delinquere. Quindi serve a gestire la pericolosità sociale e il problema criminale in maniera molto più efficace, molto più scientifica e molto più razionale di quanto non sia trattare la persona come un oggetto, rinchiuderlo per un tempo più o meno lungo, magari mandandolo in appalto in un paese lontano dove per vedere i figli dovrà collegarsi con un computer, e poi ributtarlo a se stesso quando avrà finito. Un esempio che mi fece una volta un magistrato di sorveglianza mio amico, che è brutto come immagine ma è efficace: se io ho un cane mordace e lo lego con una catena, lo posso tenere legato a lungo quanto voglio, ma nel momento in cui lo tolgo dalla catena quel cane torna a mordere. Se invece io quel cane lo sottopongo ad un percorso di addestramento, imparerò a interagire con lui senza essere morso e lui imparerà a interagire con gli umani senza mordere. Quindi la catena può servire per un brevissimo inizio, perché all'inizio lo devo neutralizzare, ma poi devo pensare a qualcos'altro, perché altrimenti non risolvo il problema del cane mordace. Grazie. Diciamo che è abbastanza esplicativo appunto la necessità, la didattica nelle carceri, naturalmente non è quella scolastica, ma un percorso di insegnamento di come impegnare il proprio tempo e trovare soddisfazione dalle risorse del proprio lavoro, quindi integrazione. Passiamo al secondo contributo: carceri, aggressioni continue, cioè nelle carceri c'è una continua aggressione da parte dei detenuti tra di loro, ma anche nei confronti dei carcerieri e naturalmente anche in altre situazioni. Aggressioni, violenze, rivolte nelle carceri italiane ormai sono all'ordine del giorno. Azioni punitive tra detenuti oppure ritorsioni contro gli agenti penitenziari. Uno degli ultimi casi ad Avellino nei giorni scorsi, dove dei detenuti hanno sequestrato 2 poliziotti sottraendo loro le chiavi delle sezioni e poi hanno raggiunto un altro reparto aggredendo un detenuto, provocandogli una mutilazione all'orecchio e ferite varie. Un episodio drammatico, ma
come tanti purtroppo ormai, e che mette in evidenza come la sicurezza all'interno delle carceri italiane sia spesso una illusione e con essa anche l'incolumità fisica e psicologica del personale della polizia penitenziaria che malgrado tutto si trova a svolgere il proprio lavoro in una condizione di inferiorità. Quella avvenuta nel carcere di Avellino è stata una vera e propria spedizione punitiva da tempo annunciata, con il personale della polizia penitenziaria che è stato aggredito e sequestrato per non aver ceduto alle continue pretese di aprire i cancelli di sbarramento. Sono i sintomi di un sistema carcerario malato, sovraffollato, dove la criminalità trova terreno fertile, può crescere trovando nuovi adepti, perché quando lo Stato si ritira il crimine avanza, e dove la legge della violenza prevale su un sistema di controllo evidentemente in difficoltà, con una forza sottodimensionata. Per ristabilire ordine e sicurezza servono delle riforme che non sono più rinviabili, anche per isolare quei detenuti violenti che sono convinti di poter continuare a delinquere anche in carcere nell'impunità assoluta. E non è più rinviabile il potenziamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria che si trova a gestire un numero troppo elevato di detenuti, numeri inaccettabili anche per chi sta in cella e che vogliono dire meno percorsi di formazione, meno spazi, meno possibilità di recupero. Per gli agenti la traduzione è invece turni più lunghi, ferie che possono essere annullate, pasti che saltano e meno sicurezza per chi lavora all'interno del carcere. Prego. Mosconi. Allora, la disperazione aumenta quella che è la capacità aggressiva da parte del detenuto, e quindi credo che lei di esperienze di questo genere ne ha viste, prego. Sì, qui vediamo un po' la coda del serpente rispetto al complesso del problema. Certamente queste esplosioni di violenza, che sono sia le prime che avete citato, cioè contro il personale, noi abbiamo avuto nell'arco di un anno 2100 aggressioni ad agenti per un indicatore di 3,5 aggressioni ogni 100 detenuti, ma abbiamo avuto una consistenza quasi doppia per quanto riguarda le aggressioni subite dai detenuti e da compagni, diciamo, di sventura, ma anche dagli agenti, e qui non possiamo parlare di aggressività dei detenuti senza parlare anche, ahimè, dei frequenti episodi di intervento torturante. Lei prima parlava di tortura, ma questa è la tortura agita esplicitamente degli agenti verso i detenuti. Tutti sanno l'episodio di Santa Maria Capua Vetere, ma possiamo citarne diversi altri: Asti, San Gimignano, Sassari ancora prima, Modena, Monza e avanti. Io seguo anche le attività del nostro ufficio legale, c'è la collega avvocatessa Simona Filippi che sta attualmente seguendo 14 processi in cui Antigone è parte civile per episodi, diciamo, di aggressione fisica a detenuti. E allora, però, questo, ripeto, è la coda del serpente. Perché? Perché questa violenza che esplode in un modo, nell'altro o in quell'altro, e io capisco anche l'aggressività degli agenti che nella tensione cui sono sottoposti a un certo punto sfogano questa tensione contro quello che sembra essere l'avversario più a portata di mano, e cioè il detenuto stesso, che è la controparte, diciamo, rispetto anche alla sofferenza del lavoro quotidiano in questi termini. Ha le sue radici in qualcosa di molto profondo, perché ha le sue radici nel fatto che il diritto, intervenendo, non considera la persona per quello che è, per la sua sostanza umana, per la sua esperienza, per la sua natura, ma lo considera semplicemente un soggetto che ha posto in essere un comportamento cui si deve reagire con una sanzione predefinita, che è appunto la pena nelle varie gravità, editalmente in modo
diciamo seriale e diversamente proporzionale definita. Ecco, è questo modo di considerare il comportamento di una persona che sbaglia, diciamo pure tra virgolette, ma comunque che rappresenta un problema nelle relazioni sociali, secondo uno schematismo asfittico, estremamente riduttivo, superficiale, ideologico, che è quello che noi abbiamo ereditato dalle filosofie tardo-medievali, illuministiche e via dicendo, e che si riassumono attorno al concetto della retributività, che è alla base della sofferenza ingovernabile che il soggetto prova nel momento in cui, condannato, intraprende quel percorso. Io sono molto d'accordo con il collega avvocato che ha parlato prima, nel senso che noi dobbiamo intervenire, parliamo anche di certezza, ma deve essere una certezza che ha una base scientifica, cioè dobbiamo intervenire verso la persona sapendo effettivamente chi è, perché ha fatto quello che ha fatto, che aspettative aveva, che aspettative avrebbe, qual è la sua psicologia, qual è il suo arco di aspettative, appunto, quali sono le sue potenzialità, le sue prerogative. È così che si osserva una persona per arrivare il più vicini possibile alla conoscenza di ciò che è accaduto. L'intervento così schematico e superficiale di dire hai sbagliato e quindi adesso devi pagare così è straviante rispetto alla sostanza dei fatti, e è da questa frattura che si annida ed poi esplode la violenza, perché se a questa lettura dei comportamenti problematici noi troviamo come unica o principale soluzione la reclusione per un periodo di tempo predefinito, che poi non può essere all'insegna dell'individualizzazione del trattamento, come pure stabilirebbe l'ordinamento del 75, il famoso 354. Se ci deve essere individualizzazione del trattamento su base scientifica, certo questo non avviene semplicemente tenendo la persona chiusa per un tot di tempo in situazione di assoluta deprivazione e stigmatizzazione, cioè quello in cui gli viene attribuita un'identità negativa che lui non può far altro che assumere e rielaborare con effetti che spesso sono aggressivi, sono ritorsivi, sono comprensibilmente tali. Ritengo non di essere stato condannato giustamente, ma di aver subito un torto perché non mi hanno fatto capire perché ho sbagliato e non ascoltano quello di cui io avrei bisogno. Ma se noi non interveniamo in questa dimensione, l'aggressività si accumula inevitabilmente. Però c'è un altro fattore, che se noi indichiamo una strada alternativa a quella che lui ha intrapreso perché si è diventato un delinquente, chiaramente ha un percorso, diciamo, di apprendimento dell'ambito sociale piuttosto che caratteriale, eccetera. Se non gli creiamo un percorso attrattivo in un'altra direzione che possa attivare il suo cervello, metterlo in una gabbia e tenerlo lì peggiora, perché rimane esattamente quello che è, non solo, ma il suo cervello si fossilizza. Di conseguenza quando esce non ha un'alternativa, non ha imparato un'altra strada. Lui percorrerà la strada che aveva prima perché non ne conosce altre. Questo è il dramma, ma è un dramma non solo del carcerato, ma dei giovani di oggi, che non riusciamo a dargli dei percorsi certi e un futuro prospettico, e questo naturalmente aggrava ulteriormente la delinquenza, soprattutto giovanile. Prego, Buona. Sì, io un po' mi sono un attimino perso perché non riesco a capire i discorsi fatti dal professor Mosconi e dall'avvocato Terranova, cioè si stanno dicendo delle cose che già sono previste,
l'osservazione scientifica individuale della personalità del condannato è prevista. Ma non avviene. E perché non avviene? Questa è la domanda, perché non si fa? Cioè non è che dobbiamo fare delle leggi nuove perché allora, dobbiamo garantire maggior trattamento. Le faccio una domanda a cui lei deve rispondere. Chi è che è responsabile? Ma è lo Stato, è normale. No, lo Stato siamo noi. Siamo noi, ma perché ha tutto un costo. Cioè, chi deve fare l'osservazione scientifica? Chi gestisce lo Stato, quindi la politica. Esattamente. Ma parliamo di politica della democrazia cristiana, parliamo della politica del Partito Socialista, parliamo della politica del il problema sovraffollamento è un problema che in Italia si risolve con l'indulto, amnistia o provvedimenti svuota carcere. Altre soluzioni è un costo enorme. Ma a me nasce un dubbio, c'è qualcuno che ci guadagna? Certamente sì, perché se no le cose cambierebbero. Se c'è qualcuno che ci rimette, cambierebbero sicuramente le cose. Il cittadino non c'è un concetto dello Stato, c'è un concetto io magno e poi vedremo cosa succederà. L'abbiamo visto in tutte le occasioni. Quindi quella è la domanda. La domanda per cui che rivolgerei, cioè nel momento in cui parliamo di osservazione scientifica individuale addirittura, e non, cioè significa che a parte che dobbiamo poi distinguere ovviamente condannato con imputato, quindi ovviamente cioè, parliamo di condannati a pene certe o comunque definitive, dove comunque il trattamento è obbligatorio ed è obbligatorio con l'osservazione scientifica individuale. L'osservazione scientifica individuale la deve fare un'equipe di specialisti. Gli specialisti, peraltro, non è che la figura carente all'interno del carcere è solo la polizia, il poliziotto penitenziario, ma è il psicologo, il psichiatra, l'educatore, tutte queste figure necessarie per fare ciò. Cioè, quando si valuta la concessione di un permesso a uno che ha scontato 10 anni di galera e ne deve ancora fare altri 10, al magistrato di sorveglianza, cioè l'autorità che autorizza il permesso, gli arriva una osservazione scientifica della personalità. Questo dovrebbe essere fatta in 9 mesi, quando è un anno mi sembra, ma magari si ci mette molto più tempo, o magari io mi domanderei come viene fatta questa osservazione scientifica, considerato che l'equipe deve seguire un numero altissimo di detenuti. Cioè arriviamo veramente a sapere che la persona è in grado di andare nuovamente fuori, a rientrare nella società, oppure è un soggetto a rischio. In esempi credo che per fortuna tanti sono, ma ci sono degli errori, a volte si commettono degli errori anche gravi, la cronaca lo dice. Quindi la soluzione come dire, non è fattibile forse quello di costruire più carceri, va benissimo, ma neanche quello di dire facciamo maggiore osservazione, perché comunque è la stessa cosa di costruire carceri nuove, non ci sono soldi, o lo Stato deve fare delle scelte oppure deve scegliere se migliorare il servizio della sanità, il servizio della scuola, i trasporti all'interno dell'Italia, e togliere soldi in altri servizi che lo Stato deve garantire. È molto semplice. Molto semplice, è più semplice intervenire, come si è sempre fatto, con l'indulto. Politicamente forse questo non paga. Che è un errore, perché praticamente la certezza della pena viene a mancare. Ma quello che è importante è che quanti miliardi spendiamo noi all'anno per le carceri? Parliamo attorno ai 3 miliardi. Questi 3 miliardi, se invece, come fanno in Germania, i carcerati sono autosufficienti, cioè pagano la propria pena e possono essere trattati anche meglio, più socialmente, diciamo, trattati in maniera più socialmente positiva, allora cambierebbe tutto, perché quei 2 miliardi non uscirebbero fuori dalla finestra. Non solo, ma gli stessi carcerati fanno i conti, quanto io do allo Stato e cosa fa lo Stato per me, e questo è un rapporto positivo, perché siamo esseri umani, abbiamo bisogno di una reazione dall'altra parte che mi insegni come comportarmi. Ma allora in questo senso ci agganciamo al terzo contributo.
Parliamo delle carceri norvegesi, ovviamente siamo nel paradiso terrestre in Norvegia, perché le carceri sono totalmente, diciamo, surreali rispetto alle carceri nostre, e questo lo facciamo soltanto per i nostri telespettatori, perché se no sembra che noi stiamo dalla parte del carcerato e invece noi stiamo dalla parte della società, perché dobbiamo risolvere il problema delle carceri, ma non delle carceri di per sé come struttura, ma di quelli che abitano le carceri, perché un domani usciranno e saranno un peso o un vantaggio per la società, e questo è il problema fondamentale che la politica non assolve. Terzo contributo. Le carceri norvegesi rappresentano l'unico sistema detentivo che al momento risulta essere realmente rispettoso dei diritti umani e concretamente rivolto alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto. Un sistema penitenziario che ha portato a una riduzione drastica delle recidive. Il concetto centrale è quello della normalità. Quali sono i fattori che contraddistinguono questo sistema? Intanto le strutture sono moderne e ben attrezzate. Le carceri norvegesi sono spesso descritte come confortevoli, con celle singole, spazi comuni di alta qualità. Poi i programmi di riabilitazione, viene posta grande attenzione all'educazione, alla formazione professionale e al trattamento psicologico dei detenuti al fine di ridurre il tasso di recidiva. E poi uno staff altamente qualificato, un numero significativo di personale che è dedicato alla cura, all'educazione e alla riabilitazione dei detenuti. In Norvegia il costo medio annuale per detenuto è molto elevato rispetto agli altri paesi europei, è stimato intorno ai 90.000-100.000 euro all'anno, pari a circa 250-275 euro al giorno per ciascun detenuto. Un costo così elevato si deve al modello penitenziario che punta, come si diceva, principalmente alla riabilitazione e al reinserimento sociale piuttosto che sulla semplice punizione. L'obiettivo è che i detenuti, una volta scontata la loro pena, siano pronti a rientrare nella società come cittadini utili e responsabili ed evitare così che tornino a delinquere. Il sistema promuove l'idea che privare qualcuno della libertà sia la pena stessa e che all'interno del carcere i detenuti devono essere trattati con dignità e rispetto. Il rapporto poi tra il personale penitenziario e i carcerati è volutamente informale e basato sulla fiducia reciproca. Gli agenti penitenziari infatti non sono solo sorveglianti, ma agiscono anche come mentori e facilitatori del processo di riabilitazione, e questo riduce anche la tensione e i conflitti all'interno delle carceri. Prego, avvocato Terranova. Allora, abbiamo una dimostrazione che si possono recuperare i carcerati. Prego. Ma ovviamente gli argomenti sono complessi e semplifichiamo, e quindi quello che diciamo si può esporre anche a delle obiezioni, ma anche per rispondere all'osservazione di Bona che diceva il trattamento individualizzato è già previsto. Il problema è un problema di numeri, cioè per tornare all'esempio che facevamo prima dell'ospedale o del medico, se un medico ha a disposizione 10 spazi per fare 10 appuntamenti in un pomeriggio, non può fare venire 100 persone, perché se fa venire 100 persone in uno spazio per fare 10 visite, evidentemente dedicherà un secondo a ciascuno, ma nessuna di quelle 100 sarà visitata in modo adeguato. Allora, posto che rispetto a questa domanda di detenzione, è la prima cosa che ho detto, noi non siamo in grado di attrezzare un sistema adeguato di detenzione che sia in qualche modo accettabile, dobbiamo ridurre la domanda. E allora ecco perché dicevo all'inizio il carcere deve essere l'estrema ratio e dobbiamo immaginare altre forme di risposta, e ce ne sono molte altre, perché volendo oggi disponiamo anche di tecnologie che consentono forme di controllo sulla persona quasi più invasive di quelle della restrizione fisica, ma nello stesso tempo diverse e gestibili diversamente. Poi, siccome devo andare un po' per flash, abbiamo parlato dell'indulto ed è stato detto non va bene perché mette a rischio la certezza della pena. Io voglio fare una provocazione, ma che poi provocazione fino a un certo punto.
se c'è un incendio in un carcere, noi diremmo che le persone non possono essere fatte uscite, bisogna lasciarle morire arrostite perché altrimenti mettiamo a rischio la certezza della pena? Ovviamente no. E allora, se noi convenissimo sul fatto che una determinata situazione del sistema penitenziario con 62.000, 63, 61, 65.000 persone ammassate in un sistema che ha una capienza molto più ridotta, senza offerta trattamentale, con topi, scarafaggi, malati psichiatrici, tossicodipendenti, eccetera, eccetera, viola l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è l'articolo che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti, che sono un parente stretto della tortura. Non ci soffermiamo sulla differenza, ma quando c'era Marco Pannella diceva efficacemente che i trattamenti inumani e degradanti sono una sorta di tortura. E allora, se noi riteniamo che ci sia in atto una tortura o un trattamento inumano e degradante, siamo molto vicini alla situazione dell'incendio. Noi abbiamo una illegalità che colpisce un divieto assoluto, perché il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, al pari del rispetto della vita umana, è uno di quei valori che secondo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sono assolutamente inderogabili, non possono essere compressi nemmeno provvisoriamente e nemmeno per perseguire altri valori altrettanto importanti. Quindi quando noi ci rendiamo conto che siamo in questa situazione, noi dobbiamo innanzitutto oculatamente e scegliendo quali fare uscire e quali no, ridurre il numero dei detenuti in maniera immediata e significativa, in modo tale da avere un numero tale da poter essere gestito con dignità e con civiltà. Grazie. Grazie. Allora, per concludere, Mosconi, a lei un'indicazione concreta, come si fa, da dove dobbiamo cominciare? Chiaramente le cose non si fanno per magia, bisogna cominciare a organizzare e poi procedere, e dandosi tempi e metodi. Prego. Bene, io credo che dobbiamo intraprendere un percorso che ci porti a superare il modo in cui fino ad oggi la società ha considerato il problema della criminalità. Perché se continuiamo a ritenere che la risposta più adeguata a chi viola la legge sia imporgli una sofferenza, sicuramente ci muoviamo su un terreno non scientifico, ma puramente ideologico. Abbiamo un grande laboratorio davanti a noi e si tratta di fare i passi giusti al momento giusto. La prima cosa a cui si può pensare è che le forme di devianza, di delinquenza, le terminologie possono essere varie, che possono essere gestite in un modo diverso, sono quelle, per esempio, che già oggi sono trattabili con misure alternative in quanto sono condanne o residui pena inferiori ai 3 anni. Intervento che può essere agito con l'affidamento in prova al servizio sociale o con la semilibertà. Si dà il caso che in carcere ci sia il 55% di detenuti che sono in questa situazione giudiziaria e però restano in carcere. Quindi potrebbero fruire della misura alternativa e però restano in carcere. Perché? Perché quello che si pratica è una prognosi positiva sul futuro comportamento del soggetto, che non è tanto riferita a ciò che il soggetto è, a come è stato compreso, come è stato analizzato, se vogliamo anche, ma è sostanzialmente riferita al fatto che fuori non ha risorse di inserimento sociale affidabili, cioè lavoro, casa, nucleo di convivenza, rete sociale di sostegno, servizi adeguati, cioè
c'è un lapsus da parte della legge. La legge da un lato dice che il soggetto, essendo colpevole, deve restare recluso, dall'altro lo lascia uscire non sulla base della colpevolezza o della gravità del reato, entro certi limiti, ma se ci sono le risorse. Allora il discorso è: perché queste risorse non le attiviamo per tempo e in modo generalizzato, quantomeno per queste fasce, tanto per cominciare, di devianza più leggera, più contenuta, meno pericolosa, eccetera, eccetera. Il primo passo potrebbe essere questo. Cioè noi non possiamo investire tantissimo nelle forze di polizia e nelle forze di controllo senza sottraendo i soldi a quello che sarebbe lo Stato sociale, cioè a quelle risorse che consentono alle persone di vivere dignitosamente e in modo adeguato. Grazie. Se noi iniziamo, concludo solo con una battuta, se noi già abbiamo osservato e le ricerche hanno messo sistematicamente in luce il fatto che quando una persona, anziché stare in carcere, va in misura alternativa, la recidiva crolla. Questo i ricercatori, i sociologi, i miei colleghi, diciamo, che si sono occupati di questo problema, hanno già messo in evidenza questa cosa. Sì. Questo processo deve essere seriamente fatto oggetto di osservazione. Perché la recidiva crolla? Perché il soggetto si sente riaccolto, sostenuto, messo anche alla prova rispetto alla sua capacità di assumere una responsabilità e intraprende un percorso di inserimento. Ma quanto minore è la violenza che lo Stato esercita su di lui, tanto maggiori sono le prospettive di riequilibrio, diciamo. Andiamo avanti con questi studi, con questi ragionamenti e via dicendo, un po' alla volta ci renderemo conto che davvero in carcere è necessario, perché pericolose, casi e estremi, restino persone una quantità estremamente limitata. Certo. Ma intanto ragioniamo su un modo diverso di leggere il comportamento umano di chi trasgredisce la legge. Certo. Perché dobbiamo abituarci a capire i problemi e non semplicemente a gestirli in modo ideologico, astratto e predefinito, che purtroppo è quello che abbiamo finora ereditato dalle filosofie che stanno a fondamento della legittimità della pena fino ad oggi. Quindi dobbiamo pensare ad altre certezze, non alla certezza della punizione, ma alla certezza della conoscenza. Certo, dare una strada alternativa ai carcerati, perché chiuderli dentro non vuol dire insegnare qualcosa, anzi portarli all'estremo. Ma abbiamo anche un altro aspetto: dobbiamo motivare quelli che le carceri le gestiscono, e noi abbiamo gli stipendi più bassi o quasi d'Europa. Di conseguenza anche questo può aiutare i carcerieri ad essere più attenti e magari più motivati in un problema che diventa più complesso, non soltanto fare la guardia che il carcerato non scappi, ma invece creare una sorta di evoluzione, diciamo, psicologica di rapporto tra il carceriere e il carcerato, e il carceriere diventerebbe anche il tutor, non più il controllore. Prego. Beh, sotto questo aspetto è chiaro che da un punto di vista di stimoli, di scelta basata su quello che è lo stipendio di adesso delle forze dell'ordine, è una motivazione assolutamente inesistente. Oggi il caro vita, il potere d'acquisto dello stipendio di un poliziotto, che sia Polizia di Stato, Finanza, Carabinieri, forse riesce a malapena a sopravvivere mese dopo mese. È risaputo ormai che molti concorsi addirittura non si arriva al numero, cioè i partecipanti non arrivano a coprire il numero di posti disponibili, o addirittura l'ultimo concorso nostro di qualche mese fa, su 1700 posti 300 hanno rinunciato, molti di questi dopo aver fatto la prima settimana di lavoro. Questo per far capire le condizioni di lavoro attuali nostre, cioè in alcune situazioni abbiamo a che fare con scenari di guerriglia urbana
causati da tutto quello che oggi ci siamo detti, però è pur vero che quindi credo che anche aumentando lo stipendio, ma se le condizioni di lavoro sono queste, credo che comunque non che ci sia tanta fila nel partecipare ai concorsi delle forze dell'ordine. Migliorare le condizioni di lavoro già sarebbe comunque una cosa buona, cioè dire uno va a lavorare per vivere e non vivere per lavorare, insomma, ecco, cioè oggi noi sappiamo quando iniziamo e non si sa quando si esce. Vorrei ricordare comunque che da un punto di vista umano, visto che si è paragonato il poliziotto penitenziario a un possibile torturatore, se non ci fosse la polizia penitenziaria all'interno delle carceri e non avessero quel senso umano che tutti i giorni dimostrano, i suicidi sarebbero forse quadruplicati, se non ancora di più, perché salviamo tante vite giorno dopo giorno, perché il nostro intervento è quasi sempre tempestivo e riusciamo a salvare tantissime vite. Quindi ecco, dire che il poliziotto in parte è anche torturatore credo che sia molto scorretto, o comunque se si dice è perché non si conosce bene la realtà lavorativa. Noi lavoriamo veramente in un ambiente dove tira il peggio dell'essere umano, chiunque esso sia all'interno di un carcere. Più ti esponi a quell'ambiente, più rischi di dare il peggio di te stesso in qualsiasi contesto sociale che quella persona poi va a frequentare. Questo perché i poliziotti penitenziari adesso come adesso, pur affrontando situazioni abbastanza traumatizzanti, comunque non hanno nessun supporto psicologico che poi si interviene come strumento per un attimino normalizzare quello che è stato l'impatto emotivo forte in certe situazioni, perché questa situazione la maturi solo con esperienza, e non sempre si riesce a superare in modo sano. Quindi è una selezione a ribasso, ma oltretutto vengono istruiti in maniera tale che poi siano in grado effettivamente di condurre la gestione del carcere nella direzione che abbiamo detto, perché anche loro naturalmente hanno bisogno di un indirizzo, un'istruzione per riuscire ad avere un rapporto diverso e non un pregiudizio che tutti noi abbiamo. Quello è un delinquente, io sono buono, lui è cattivo, non c'è contatto. E invece se c'è un minimo di contatto si può aprire anche una porta e attraverso questa porta si può anche recuperare l'anima del carcerato. Prego. Ma ovviamente sì, il discorso del tutor, la figura del tutor per il detenuto, ma questo umanamente noi lo facciamo tutti i giorni, cioè noi comunque siamo la figura professionale che vedono H24, cioè noi a volte siamo vittime di un sistema che non funziona, cioè a volte succedono degli eventi non per colpa del poliziotto, ma magari per colpa del medico, del sistema sanitario che non funziona, del sistema del trattamentale non funziona molto bene perché è carente, perché non si riesce a garantire, e quindi noi siamo la gente, la figura su cui ricade tutto il malfunzionamento di un carcere, e anche in situazioni dove dall'altra parte abbiamo soggetti con crisi pazzesche, non solo perché sono ex tossicodipendenti o perché comunque hanno delle crisi di astinenza in atto, ma anche perché magari arriva la brutta notizia della famiglia, la viene mollato dalla fidanzata, dalla moglie, cercano la gente. Quindi da questo punto di vista umano la gente esce fuori da quello che è il proprio compito di poliziotto, e garantire ordine e disciplina all'interno dell'istituto. Noi in certe situazioni sostituiamo tutte le figure, dal medico al psicologo, al psichiatra e a volte anche il parente, perché nel momento in cui ci si viene a confidare determinati aspetti familiari, lì
intervieni umanamente, non vuoi dire non me ne frega niente, sono fatti tuoi, per cui evitiamo anche non solo, come dire, scelte estreme, ma anche quelli che possono essere episodi di autolesionismo. Se non ci fossimo noi già in queste situazioni, le carceri sarebbero già polveriere in pieno incendio. Certamente. Grazie del vostro intervento. Io credo che questo è un tema che non finisce qui, che faremo delle altre puntate per approfondire determinati settori, perché è importante, fa parte della società e la società deve darsi da fare, ma soprattutto chi rappresenta la società, quindi la politica deve a capire qual è il problema e qual è la soluzione, perché la soluzione migliore è il recupero del detenuto, per quanto è possibile, ovviamente in base anche alle sue turbe psichiche che a volte ci sono e sono pesanti, ma naturalmente, diciamo, parlando di una massa di oltre 60.000 detenuti, l'importante è un recupero già del 10% in tempi abbastanza brevi, porterebbe già a una soluzione importante di quello che è la crisi delle carceri italiane. E poi, abbiamo già parlato nelle trasmissioni scorse, rimandare a casa i carcerati laddove è possibile farlo, perché allora peseranno su altri paesi dove la detenzione naturalmente può venire incontro a quella che è la nostra il riempimento eccessivo delle nostre capacità carcerarie. Grazie del vostro intervento, torneremo sul tema e spero che siate i nostri ospiti. Assolutamente, mi unisco ai ringraziamenti, grazie al professor Giuseppe Mosconi che è stato con noi in studio, grazie all'avvocato Gabriele Terranova in collegamento e grazie a Giovanni Vona, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, grazie per i vostri interventi, per averci aiutato. Mi auguro appunto che i telespettatori abbiano seguito con interesse quelle che sono state le parole che avete pronunciato per capire meglio che cosa significa il carcere, cosa significa lavorarci, cosa significa seguire anche il percorso dei detenuti. Le soluzioni, qualcuna l'abbiamo sentita, ci sono, potrebbe essere qualcosa di diverso. Continueremo ad occuparci e torneremo appunto su questo argomento. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo ad occuparci di un altro malato del nostro paese, cioè parliamo del mondo della sanità, perché è in programma per il 20 novembre uno sciopero, i medici tornano a scioperare e quindi è un problema serio per un servizio sanitario nazionale che è veramente in difficoltà. Tra poco.